Lo stagno di Sant'Antioco è un caso particolare nel panorama dei sistemi lagunari della Sardegna. Non si tratta esattamente di una laguna perché ha una comunicazione col mare molto forte, in realtà è una propaggine marina non esattamente lagunare, ma per comodità la chiamiamo laguna in relazione al suo comunque confinamento idrico rispetto al mare. La particolarità del sistema sta che si trova in un contesto territoriale variegato e con tutta una serie di utilizzazioni che partono dall'industria fino all'agricoltura e al sistema urbanistico che gravita su questa laguna particolare. La laguna si trova in condizioni ambientali, diciamo così, abbastanza discrete. La sua condizione trofica è abbastanza elevata, cosa che determina una possibilità di sfruttamento ittico importante, quindi la laguna ha un'importanza economica legata alla pesca molto rilevante. Diciamo che la pesca dello stagno è sempre minima, la quantità per vivere. La pesca inizia il mese di marzo, aprile e un po' maggio. Si prendono le sparlotte, delle sogliole, qualche pesce di fortuna come qualche spigola, poi con il calore non si prende più niente. Giugno e luglio la pesca è minima proprio e aspettiamo che il mese di agosto per fare la giornata di nuovo si prendono di nuovo le sparlotte, i bei muggini. Poi i primi venti che faranno è il maestrale che porta di nuovo tutto via completamente. La pesca nello stagno non ci sarà più. Bisogna andare agli arselle, bisogna andare ai sorciares che sono anemoni di mare. Dicembre e gennaio si può andare ai ricci, andiamo con la fiaccola, con la mano di ferro. E si vive così sino al mese di febbraio e marzo che si torna a pescare nella laguna. Faccio dal mese di gennaio al mese di aprile in costiera. Si zarpa la mattina presto, si può prendere in genere qualsiasi pesce come barracuda, occhiate, ricciole, però è un mestiere pericoloso perché devi lavorare sempre nelle punte degli scogli. Si molla con calma piatta, l'indomani mattina cresce mare grosso e non si può tirare la rete. Uno cerca di fare l'impossibile per recuperare l'attrezzo, però a volte non si può perché c'è mare grosso anche di 3-4 metri di altezza. E affrontarlo con questa barca così è molto pericolosa perché questa barca dove c'è il motore è aperta e quando la barca si solleva torna indietro e la barca si riempie di acqua. C'è sempre questo rischio di non ritornare a casa. Non tutti i chiattini possono lavorare in costiera perché sono chiattini bassi. Questi chiattini sono fatti apposta, io ho fatti fare apposta per lavorare in costiera, sono più alti degli altri. Io ho i miei fratelli che hanno il cantiere, l'ho fatta costruire apposta per quello. Però torno a dire che è un mestiere, la rete del bollo in costiera, molto pericolosa. Finito l'inverno c'è un periodo che noi chiamiamo la stagione, da marzo fino al mese di settembre, in cui le condizioni meteo migliorano, le correnti riducono la loro forza e ci permette quindi questo tempo di andare oltre il Golfo di Palmas fino a raggiungere anche la distanza di 20 miglia dalla costa. Durante questo periodo la nostra cattura sono le aragoste, che vengono pescate con tramagli, che sono delle reti con maglie molto grandi, che devono catturare solo gli aragosti, in quanto quasi tutti i pesci riescono a liberarsi da queste reti. Utilizziamo attrezzatura tutto sommato a basso impatto ambientale. Molte delle nostre barche sono poi gestite in modo familiare. Io personalmente lavoro con mio padre e così molti altri colleghi sono padre, figlio, fratelli. Il pesce preso in laguna è diverso da quello preso nel golfo, molto più gustoso. Le triglie prese nello scoglio non sono saporite come quello dello stagno, con le triglie verdi. Il nostro prodotto, come arriviamo a terra, la maggior parte diciamo che lo vendiamo qua proprio in banchina. Il sistema ambientale
che inizia nello stagno di Portobotte e poi si sviluppa in un gradiente fin verso il sistema di produzione del sale di Santa Caterina, si configura come un'eccezione dove c'è l'integrazione tra il naturale e l'industriale, un industriale che è un industriale naturale. Questa salina ha un'estensione di 1500 ettari. 200 ettari sono riservati ai 40 bacini che sono dedicati per la produzione del nostro sale, cloruro di sodio puro. La nostra attività di produzione è perfettamente integrata con tutti gli stagni. Questo fa in modo che ci sia una perfetta sincronia di convivenza con tante specie, i fenicotteri, gli aironi, cavalieri d'Italia, ci sono le avocette, i germani reali, le gazzette. Questa situazione nasce da un continuo flusso idrico alimentato dal sistema industriale delle saline, per cui c'è una continua vivificazione del sistema delle lagune e un continuo flusso idrico che garantisce una qualità ambientale di prim'ordine. Le amministrazioni e associazioni culturali si stanno adoperando per creare dei punti di avvistamento e dei camminamenti dove si possono ammirare queste bellezze. Il sistema ha la sua vitalità in relazione alla produzione del sale, perché questo garantisce la dinamica idraulica, la vivificazione che garantisce la qualità ambientale. Una grande diversità biotica, una grande diversificazione degli habitat con tutta una serie di habitat prioritari, di specie prioritarie e soprattutto una condizione per cui c'è un'integrazione con la produzione anche ittica oltre che con la produzione salina.